Oggi è la giornata nazionale degli amici dei musei. Per questa giornata Palazzo d'Arco ha deciso di presentare una selezione di abiti, quindi parliamo di una raccolta d'abbigliamento maschile e femminile che è appartenuta ai Conti d'Arco. Si tratta di un'esposizione speciale per un doppio motivo, non solo perché normalmente non sono esposti, ma perché sono anche da restaurare. C'è un bellissimo progetto in corso, il patrimonio è completamente inedito e anche noi che ci stiamo in effetti lavorando proprio come museo stiamo scoprendo l'importanza e tutte le storie che questi abiti hanno da raccontare. Abiti ma anche accessori, quindi calzature, quella che noi possiamo chiamare la valigeria moderna, quindi bauli da viaggio piuttosto che cappelli, veramente un patrimonio eterogeneo. E le storie, anche queste, sono molteplici, storie di conti ma anche storie di personale di casa, storie di coloro che hanno indossato questi abiti, di coloro, quindi sarti, che li hanno appositamente confezionati. Quindi è un percorso trasversale tra la storia della moda, storia di famiglia e la nostra storia per l'appunto d'Italia. Ci troviamo nella Sala Rossa di Palazzo d'Arco, questo salotto squisitamente maschile della nostra dimora, e tra gli abiti allora che abbiamo scelto di esporre in questa occasione particolare, qui alle mie spalle se ne vede uno prettamente maschile, appartenuto al conte Antonio d'Arco, padre dell'ultima erede della contessa marchesa Giovanna d'Arco, Antonio, che aveva qui il suo salotto ad uso appunto esclusivamente maschile. La giacca che si vede allora alle mie spalle era uno smoking, e non è un caso che si sia scelto di esporre qui lo smoking di Antonio d'Arco, perché questa risultava essere la sala fumatori, il fumoir dell'epoca. Lo smoking infatti nasce verso la fine del 1800 proprio per proteggere gli abiti eleganti dell'aristocrazia maschile dall'acre e pungente odore di fumo che permeava di sicuro questo ambiente. Smoking, proprio come giacca da fumatore, serviva a proteggere gli abiti importanti, qui veniva indossato e qui si lasciava prima di abbandonare il salotto e di ritornare tra le nobildonne nelle altre stanze del palazzo. Oggi abbiamo accolto gli amici della Società per il Palazzo Ducale per mostrare in anteprima questa tela di grandi dimensioni, di non eccelsa qualità ma di notevole importanza storica. È un'opera che forse possiamo dire che non è tornata a Mantova, perché forse non c'è mai stata, ma è stata sicuramente pensata e dipinta per Mantova in un momento ben preciso e molto delicato per le vicende della città, ossia quando i Gonzaga furono costretti a vendere il loro straordinario patrimonio artistico al re Carlo I Stuart d'Inghilterra. Questi capolavori del Mantegna oggi si conservano nella Orangery di Hampton Court, ma all'epoca il mercante fiammingo D'Alennise, che procurò per Carlo I Stuart la vendita degli originali, fece realizzare delle copie che furono criticate per la qualità un po' corsiva di esecuzione, ma che erano destinate a sostituire gli originali presso il Palazzo Ducale di Mantova. L'anno scorso, alla fine dello scorso anno, è passato presso l'Ufficio Esportazioni di Milano questo dipinto che abbiamo trattenuto e acquistato con il bilancio del palazzo per destinarlo all'esposizione qui all'interno del Castello di San Giorgio, dove il dipinto viene a raccontare un episodio molto importante della fortunata attività di Andrea Mantegna a Mantova.